Chiusi a mezzogiorno i termini per la presentazione di candidati e liste per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. 6 comuni al voto nella Marca, in campo 20 candidati alla carica di sindaco sostenuti da 27 liste. È morto per i gravi traumi riportati nell'incidente di mercoledì pomeriggio un 27enne sloveno che si trovava alla guida di un furgone coinvolto in un incidente in A4 tra Cessalto e Noventa. Marian Rakovita, il 19enne, morto a seguito del terribile schianto di Cison, era un ragazzo d'oro, da tutti ricordato come sensibile e altruista. I genitori hanno donato gli organi. È in lieve miglioramento, ma la prognosi resta riservata all'ex colonnello della base di Strana di 74 anni, gravemente ferito al poligono di Feltre dall'esplosione dell'arma d'epoca che maneggiava. 25 aprile, festa della liberazione, piazza dei Signori Gremita per il sindaco Conte Treviso, città antifascista, contestazione a Conegliano. Festa di San Marco in cattedrale a Venezia, la messa celebrata dal patriarca, dall'Ucraina al Golfo Persico, forte ancora una volta l'appello alla pace, l'annuncio dell'anno marciano. Mentre con l'arrivo della bella stagione stanno riprendendo gli ingressi di migranti dai Balcani e dal Mediterraneo, in Veneto un'azienda di Chioggia dimostra come i flussi si possano governare attraverso i corridoi per l'agricoltura. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali e dunque giochi fatti, chiusi alle 12 di oggi i termini per la presentazione di liste e candidati per le comunali di fine maggio. 6 i comuni che andranno al voto nella Marca trevigiana, il principale è Castelfranco e allora andiamo a sentire nomi e liste. 20 candidati alla carica di sindaco, sostenuti complessivamente da 27 liste, con molte conferme e qualche sorpresa dell'ultimo minuto, completata la griglia di partenza per le elezioni del 24 e 25 maggio nei 6 comuni trevigiani chiamati a rinnovare primo cittadino e consiglio comunale. In 3, Castelfranco, Silea e Ponte di Piave, si va al voto perché i rispettivi sindaci sono stati eletti in consiglio regionale. 5 sfidanti nella città del Giorgione, dove sono schierate 12 liste. Luca Pozzobon per il centrodestra, Maria Ghimenton per il centro-sinistra, Daniele Emanente per Avanti Castelfranco, Diego Giovine, lista Onestà e Trasparenza, Paolo Ceschini di Nova Repubblica, legata a Resistere Veneto di Riccardo Sciumschi. Castelfranco è anche l'unico comune in questa tornata che, in caso nessuno raggiunga il 50%+1 dei consensi, potrebbe andare al ballottaggio 7 e 8 giugno. La sorpresa a Spresiano, dove all'uscente Marco Della Pietra, candidato con Siamo Spresiano, e alla sfidante Maria Grazia Sossai, sostenuta da Lega e Forza Italia, si è aggiunto l'esponente del centro-sinistra Andrea Dalla Villa. In campo l'uscente anche a Chiarano, Stefano De Pieri contro Marco Vescovi, candidato di una civica che porta il suo nome. 3 donne per la poltrona di sindaco a Silea: Angela Trevisin per Silea Oggi, in continuità con l'amministrazione uscente, Federica Melotto, Siamo Silea, e Deborah Leonardi, espressione del centrodestra. A portare avanti il lavoro dell'attuale maggioranza si propone a Ponte di Piave Matteo Buso, candidato di Vivi Ponte. In campo Arturo Miotto, civica per Ponte di Piave, Stefano Picco, Ponte Oltre, e Alvise Tommaseo Ponzetta, Ponte per Tutti. In 3 in corsa infine a Vidor, Gianna Vidori di Viviamo Vidor, espressione dell'amministrazione uscente, l'ex primo cittadino Albino Cordiali e Nicola Zandò di Obiettivo Comune. A Venezia, occhi puntati naturalmente su quello che sta accadendo per le amministrative. La scadenza dei termini di oggi ha confermato lo scenario di fatto già annunciato ieri. 20 liste depositate tra ieri e oggi per il Consiglio Comunale, 72 per le municipalità, 8 gli aspiranti sindaco. Avete visto Simone Venturini, Andrea Martella, Andrea Martini e poi Pierangelo del Zotto, Michele Boldrin, eccolo qua, Claudio Vernier, Roberto Agirmo, altro candidato in campo, e Luigi Corò, che chiude questi 8 sfidanti per il Comune di Venezia e dunque per seguire a Luigi Brugnaro. Andiamo alla cronaca adesso. È morto per i gravi traumi riportati nell'incidente di mercoledì pomeriggio in A4 un 27enne sloveno che si trovava alla guida di un furgone coinvolto in un incidente nel tratto tra Cessalto e Noventa. Era ricoverato al Cafoncello.
Non ce l'ha fatta un giovane conducente straniero rimasto coinvolto mercoledì pomeriggio lungo l'autostrada A4 tra Cessalto e San Donà di Piave in un drammatico tamponamento stradale tra il suo furgone e un tir che lo precedeva. Si tratta di un autista di 27 anni sloveno, soccorso ancora cosciente sul luogo del sinistro, trasportato all'ospedale Cafoncello di Treviso, le cui condizioni tuttavia sono precipitate all'arrivo al pronto soccorso. Troppo gravi i traumi riportati alla parte inferiore del corpo. Il 27enne è morto, allungando così la tragica lista delle vittime di quel tratto autostradale dove lo stesso giorno, poco prima, si era verificato un altro incidente, stavolta tra San Donà e Portogruaro, con diversi mezzi pesanti coinvolti. Sempre nella zona tra Cessalto e San Stino, altro grave incidente nelle scorse ore, questa volta a lungo via Callunga. 3 i mezzi coinvolti, altrettanti i feriti, di cui uno in gravi condizioni trasferito in ospedale con l'elisoccorso. È stata una giornata nera anche quella di oggi sulle strade del Veneto. Una donna di 40 anni di origini moldave è stata travolta da una macchina questa mattina mentre attraversava la strada a piedi in via della Libertà verso Venezia, all'altezza di via Pacinotti. L'incidente alle 10:30, portata all'ospedale dell'Angelo di Mestre, è in prognosi riservata. La donna potrebbe aver voluto raggiungere via Torino dalla parte opposta della carreggiata tramite il sottopasso ferroviario o raggiungere la fermata dell'autobus. È tutto al vaglio della polizia locale, in quel punto non ci sono attraversamenti pedonali. E l'ANSA dà conto di un altro grave incidente. Siamo questa volta nel Vicentino, 3 feriti di cui un 15enne in condizioni gravissime. È il bilancio del sinistro che si è verificato a Tiene nel pomeriggio nella zona dell'aeroporto. Per cause in corso di accertamento da parte anche in questo caso della polizia locale si sono scontrate, pensate, 2 moto di grossa cilindrata che viaggiavano nella stessa direzione. Ad avere la peggio un uomo di 46 anni e il figlio di 15 che nell'urto è stato sbalzato in aria per poi volare sull'asfalto. Viste le condizioni molto serie del ragazzo, sul posto è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso di Verona, che ha trasferito al San Bortolo di Vicenza il 15enne, dove è stato immediatamente ricoverato in terapia intensiva pediatrica. In codice rosso peraltro c'è anche il papà, mentre l'altro motociclista è al Sant'Orso in gravi condizioni anch'esso, ma non a quanto pare in pericolo di vita. La vicenda di Marian Rakovita, il 19enne che è morto invece nel terribile schianto dell'altra notte a Tovena di Cison di Valmarino. Un ragazzo d'oro, lo ricordano tutti, sensibile e altruista, tanto che i genitori hanno deciso di consentire la donazione degli organi. Il suo gruppo di amici, la famiglia, eccetera, quelli che lo conoscevano e sapevano che persona era, molto probabilmente sono ancora in shock. Gli amici di Marian Rakovita e la comunità moldava di Vittorio Veneto sono ancora letteralmente sconvolti. Nessuno vuole parlare in via Foà, nel luogo dove il giovanissimo viveva insieme alla famiglia, a Vittorio Veneto Nord. Molti vengono a portare un pensiero, ma niente telecamere. È una tragedia privata di cui ancora non ci si capacita. Il ragazzo non beveva e non si drogava, ci racconta la zia, commossa ad ogni parola. E anche se pare non avesse le cinture, racconta ancora la donna, alla guida era prudentissimo, mai un colpo di testa. E tutto resta ancora inspiegabile, anche per gli amici, gli ex compagni di scuola del Beltrame, scuola che aveva appena terminato. Personalmente lo conosco da 2 o 3 annetti e posso dire che veramente è una persona con il cuore d'oro e è sempre pronto, perlomeno con me è sempre stato pronto a parlare, comunque ad aiutarmi, eccetera. E sì, hanno comunque, do la conferma delle parole che hanno detto su di lui. Nessun gesto volontario, dice Yassin, e conferma che non beveva. Da quando ho preso la patente, ma anche prima, era uno che odiava gli alcolici, superalcolici soprattutto. Dopo che aver preso la patente, specialmente quando usciva, si vedeva che era l'unico ragazzo magari della compagnia che non prendeva alcolici, infatti prendeva specialmente la Coca-Cola. Ora sarà l'autopsia a dire quali siano state le cause dello schianto. Gli amici comunque hanno una loro idea. Però a quanto pare si nota veramente che ha perso veramente il controllo anche dell'autovettura. Infatti ieri sera abbiamo fatto il giretto lì e si vedono ancora i segni delle gomme comunque della derapata, ecco.
Un ragazzo di una generosità fuori dal comune, ereditata dalla mamma che della sua casa ha fatto un porto di accoglienza per tante persone. Proprio la mamma, ci racconta ancora la zia, ha desiderato donare gli organi di Marian, sperando che un giorno quelle vite salvate vengano ad abbracciarla. Una tragedia anche per la città, che perde un ragazzo buono e impegnato. Personalmente no, non conoscevo Marian, però ho conosciuto pochi giorni fa i suoi amici con cui ho scambiato proprio ieri 2 considerazioni e appunto dicevano che Marian era un ragazzo speciale, un ragazzo altruista, sempre disponibile ad aiutare tutti. Tra l'altro l'anno scorso aveva finito il diploma appunto all'Istituto Beltrame di Vittorio Veneto, un ragazzo impegnato e che purtroppo ha trovato appunto questa tragica fine. E rimane in prognosi riservata in terapia intensiva, anche se la situazione è in lieve miglioramento, il 74enne ex colonnello dell'aeronautica militare a lungo in servizio a Istrana, che al poligono di Feltre per una sessione di tiro a segno con un fucile d'epoca risalente alla Grande Guerra è stato raggiunto alla testa da una scheggia di metallo. L'arma è infatti esplosa forse a causa di un proiettile difettoso che è scoppiato lateralmente. Una scheggia del bossolo lo ha raggiunto alla fronte facendolo cadere a terra. Trasferito al Cafoncello, è stato ricoverato e rimane sotto stretto monitoraggio, sotto sequestro da parte dei carabinieri, quel che resta del fucile. I residenti di Via Roma a Treviso, siamo in piena zona rossa, hanno segnalato e ripreso tramite dei video lo spaccio di sostanze stupefacenti nell'area malgrado i controlli. Abbiamo raccolto oggi la reazione del sindaco Conte. Sono immagini che erano arrivate al comando della polizia locale nei mesi scorsi e proprio questa mattina in occasione delle celebrazioni ho chiesto al prefetto di poter analizzare la situazione con l'obiettivo di incrementare ulteriormente i controlli, perché dai controlli che erano stati fatti in occasione delle segnalazioni puntuali che risalgono a mesi fa non erano stati riscontrati dei rilievi da parte delle forze dell'ordine. Chiederò ulteriore verifica, quindi ringrazio per le segnalazioni e sarà ovviamente nostra cura farle nostre e cercare di migliorare la situazione. Quello che posso fare io è di portare il problema sul tavolo del questore e del prefetto con la consapevolezza che stanno facendo un lavoro enorme per la sicurezza della nostra città. Sindaco, lo avete visto in piazza oggi per il 25 aprile, festa della Liberazione, una piazza gremita e attenta, quella dei signori, con Conte che ha spaziato dal linguaggio alle figure storiche. Il presidente di ANPI, Giuliano Varnier, ha ricordato Tina Anselmi tra gli altri. Nel pomeriggio poi il corteo del centro sociale Gianco. Una città dilaniata nelle carni dei suoi figli, colpita nei suoi edifici e nelle sue piazze, eppure capace di reagire quando il popolo, tra le rovine, combatté al fianco dei partigiani in un unico slancio di fede e di libertà. È in queste parole che ritroviamo il senso più profondo della resistenza e proprio per questo ribadisco con forza che Treviso è stata, è e sarà sempre antifascista. Viva Treviso, viva il Veneto, viva l'Italia libera! Treviso celebra l'anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo in una giornata densa di significati richiamati sia dal sindaco Mario Conte che dal presidente di ANPI Treviso, Giuliano Varnier. Preceduti dalla lettura della motivazione della medaglia d'oro al valor militare concessa alla città di Treviso, a cura del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, gli interventi hanno toccato la storia nazionale con il ricordo di figure come Tina Anselmi, staffetta partigiana Gabriella, e la partigiana Marisca, Leda Azzalini, oggi centenaria, ma anche Giacomo Matteotti, Nelson Mandela e Martin Luther King, tutti esempi di rettitudine morale, impegno civile e portatori di valori universali. Varnier in particolare ne ha avute per tutti, Gaza compresa. Di fronte alle autorità politiche, civili e militari ha richiamato la Costituzione e i suoi valori. Attuarla soprattutto resta ancora un punto su cui lavorare. Dobbiamo capire
che la Resistenza non è solo celebrazione di ciò che è stato, ma è far capire a tutti che quello che ha dato la Resistenza, il dettato della Costituzione, molte di quelle cose sono inattuate. Pensiamo alla sanità, pensiamo alla scuola, pensiamo al lavoro. Il sindaco ha puntato il dito invece anche sul linguaggio, aspetto sul quale vigilare perché ogni totalitarismo è iniziato lasciando che quelle parole facessero disastri. Hanno avuto parole d'ordine, formule, slogan capaci di svuotare le coscienze e comprimere il pensiero. Hanno coltivato l'intolleranza, hanno disumanizzato, preteso l'uniformità, l'obbedienza e il silenzio. La libertà conquistata con la Resistenza si affida il compito di vigilare sul linguaggio pubblico, difendere il valore delle parole, restituire la dignità del confronto. Andiamo a sentire adesso le voci, dunque, dalla piazza, tra nostalgici e giovanissimi, tutti d'accordo che la libertà sia un valore da difendere, da preservare. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. È una festa da ricordare sempre, di essere la libertà e vivere in comune, in pace soprattutto. La libertà che dobbiamo difenderla giorno dopo giorno, sempre e costantemente. Nessuno ce la regala, nessuno. Per me sì, sì. Rispetto agli anni passati sì. Sono figlia di un partigiano e per me è una cosa importantissima proprio da qui. Però vedo che la scuola e certe famiglie non hanno mantenuto nessun valore di quei tempi. Mio padre, me ne ha raccontate tante, erano dalla parte giusta. Purtroppo lui è morto con Berlusconi, io morirò con la Meloni. Pensi un po' per cosa ha combattuto. Dato la sua gioventù, pazienza, è andata così. Sono davvero molto contenta e fiera di essere qui, anche perché credo che oggi sia la giornata più importante d'Italia e bisogna ricordare tutti i caduti. Ciao, sono Bianca e anch'io sono super onorata di essere qua con i miei amici consiglieri e questa esperienza è stata bellissima e sono super contenta di essere qui. Io sono Jacopo e vengo dalle Mantegna, come gli altri anch'io sono onorato di essere qui e nonostante il caldo ce l'abbiamo fatta comunque. Credo che sia un'importante cerimonia per ricordare gli avvenimenti che sono avvenuti in passato e che non devono venire in futuro. Una cosa che io penso di mio padre sempre in queste feste è la passione con cui lui si avvicinava ai giovani e all'idea di trasmettere ai giovani e soprattutto all'idea che loro continuassero la resistenza in tutte le forme in cui la resistenza assume il significato di passione civile, di partecipazione, di ricerca della giustizia. È quello che mi lega di più a questo passato. A Conegliano invece fischi e contestazioni in piazza durante la cerimonia quando sarebbero state equiparate le vittime partigiane ai fascisti e repubblichini durante i discorsi ufficiali. Il circolo di rifondazione comunista Conegliano ha espresso con una nota sostegno e solidarietà alla contestazione avvenuta al monumento alla resistenza. È inaccettabile, dicono, mettere sullo stesso piano chi scelse di lottare per la libertà e chi fino all'ultimo fu complice dell'oppressione nazifascista. Equiparare i morti significa negare le ragioni storiche e morali della nostra democrazia, nata proprio dalle ceneri di quel regime e dal sacrificio di chi lo ha combattuto. 25 aprile che è stato naturalmente celebrato in tutti i capoluoghi del Veneto. Oggi andiamo a Padova con le parole di Floriana Rizzetto, presidente dell'ANPI cittadino. Fu l'inizio di un processo, dice, che portò alla nostra Costituzione.
25 aprile resta una festa fondamentale per la nostra Repubblica, la festa da cui di fatto è nata la nostra Repubblica, dei valori che vanno trasmessi in questo mondo che sembra davvero impazzito e che vanno consegnati alle giovani generazioni. Certo, teniamo conto del 25 aprile che segna la liberazione di Milano e di Genova, perché poi per esempio Padova fu liberata il 28 e così ancora fino ai primi di maggio si combatté in Trentino. Ecco, segna appunto la fine della guerra, ma anche l'inizio di un processo che, tenendo conto appunto della partecipazione dei partigiani alla lotta di liberazione, portò evidentemente a una serie di conquiste, tra cui la possibilità di votare, perché non avevano il diritto al voto le donne, ma non votavano più neanche gli uomini da dopo il ventennio fascista, e quindi noi teniamo conto, in questo momento siamo a celebrare 80esimi, l'altro anno la fine della guerra, quest'anno il 2 giugno, importantissima data perché porta alla Repubblica, evidentemente la monarchia che aveva veramente poco meritato negli ultimi tempi, viene bocciata dal referendum, si passa alla Repubblica e si passa, non solo tutte le donne votano, c'erano alcune zone, c'erano votate già nelle amministrative del marzo, ma viene eletta l'Assemblea Costituente che porterà alla creazione della Costituzione che entrerà in vigore il 1° gennaio del 1948. Da Padova ci spostiamo a Belluno per la celebrazione di questa data. 25 aprile, tante le cerimonie per ricordare la liberazione. Deposizione di una corona al monumento alla Resistenza a Belluno, dove ANPI, CGIL, Libera, Rete degli Studenti Medi, Pace e Disarmo di Belluno e altre associazioni della provincia, in occasione dell'81esimo anniversario della festa nazionale della liberazione dell'Italia dal nazifascismo, hanno promosso, come già avvenuto negli ultimi 4 anni, una festa popolare. È un appuntamento centrale nel calendario civile della città, nel senso che proprio in questa piazza c'è stato uno degli episodi più cruenti di tutta la storia. E la città di Belluno è orgogliosamente antifascista. Il 25 aprile rappresenta un evento, un momento significativo dal punto di vista storico, finalizzato alla riconciliazione nazionale, cioè alla ricomposizione di quella frattura che ha creato la Seconda Guerra Mondiale. Con l'ambizione di far diventare quello che è il 14 luglio per la Repubblica Francese il 25 aprile, cioè un appuntamento in cui ribadire i valori di democrazia che poi hanno portato alla Costituzione. È un insegnamento di natura civica e civile che questa festa di tutti e per tutti deve dare a ciascuno di noi a livello generazionale, dai più anziani fino ai più giovani. Quindi è bene imparare senza paraocchi ideologici la storia, analizzare quello che è stato per avere un futuro migliore e soprattutto, ripeto, di riconciliazione nazionale. E poi Feltre, mentre all'Entiae si è già svolta un'iniziativa che ha visto coinvolte la scuola secondaria con una deposizione di fiori. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Ritorniamo in diretta da studio, ben trovati. 25 aprile, festa della liberazione ma anche festa di San Marco. In cattedrale a Venezia la messa celebrata dal Patriarca e trasmessa in diretta dalla nostra emittente, dall'Ucraina al Golfo Persico. Forte ancora una volta l'appello alla pace da Monsignor Moraglia sulla scia dei ripetuti interventi di Papa Leone. Patrono di Venezia e delle genti venete, in Basilica la messa solenne per la festa di San Marco, celebrata dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia e trasmessa in diretta da Antenna 3. Il messaggio di pace dell'Evangelista si fa quest'anno ancora più urgente. Purtroppo anche quest'anno la festa del patrono Marco si celebra in un tempo di guerre, segnato da distruzioni, soprattutto di morte. E proprio per questo assume un particolarissimo significato il motto che accompagna l'iconografia, il leone alato. Pax tibi marce evangelista meus. Operiamo allora e preghiamo come ci chiede Papa Leone e chiediamo che si fermi ogni violenza, ogni sopraffazione, in particolare nei confronti
dei bambini, delle bambine, delle donne, degli anziani. Coloro, dice Monsignor Moraglia, che più di tutti pagano l'atrocità dei conflitti. Il tema dei diritti contenuto anche nella celebrazione civile del 25 aprile. Oggi in Italia commemoriamo anche la festa della liberazione. Siamo così invitati a ricordare con rispetto e con vera gratitudine quanti si sono battuti e hanno sacrificato la vita per conquistare la libertà e la democrazia. Il Vangelo di Marco, il più breve dei 4, espressione di fede della Chiesa, opera di inculturazione dell'evento cristiano, simboleggiata dal centurione che ai piedi della croce su cui Gesù è spirato lo riconosce come figlio di Dio, evangelista che la Chiesa veneziana e universale si appresta a celebrare. Annuncio qui in cattedrale ufficialmente l'anno marciano, indetto per i 1200 anni dall'arrivo delle spoglie dell'Evangelista Marco in città, che avrà inizio l'8 ottobre del 2027. Perché questo giorno? Perché è il giorno della memoria della dedicazione della Basilica di San Marco, la chiesa cattedrale, la chiesa madre di Venezia. E terminerà il 1 febbraio del 2029 perché è il giorno della memoria della traslazio delle reliquie marciane. Non solo momenti celebrativi di carattere liturgico, ma anche pastorale e culturale, fa sapere il Patriarca, progetti aperti allo scambio e al confronto, e conclude. Buona festa di San Marco nell'amore, che per essere vero deve misurarsi sulla verità, sulla giustizia e sulla pace. Continueremo a parlare di 25 aprile tra pochissimo, ma vi dobbiamo dare una notizia arrivata in questo momento in redazione. I carabinieri sono dovuti intervenire nel pomeriggio all'ospedale di Castelfranco, dove si trovava ricoverata una bambina di appena 18 mesi che ha subito gravi lesioni dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba. È accaduto alle 18 di oggi a Loria, nell'abitazione dei genitori in casa di questa bimba. Un trentenne e una 29enne italiani. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica di questo incidente. La bambina sarebbe in pericolo di vita. Alle 19:30 di questa sera, quindi pochi minuti fa, mamma e bimba sono state elitrasportate all'ospedale di Padova. Continuiamo a parlare di 25 aprile, che a Venezia rinnova anche una delle tradizioni più sentite, la festa del boccolo. Sentiamo cosa si nasconde dietro questa ricorrenza. Venezia celebra oggi una delle sue tradizioni più antiche e poetiche, la festa del boccolo, nel giorno dedicato a San Marco, patrono della città. Il 25 aprile si rinnova il gesto simbolico del dono del boccolo, appunto, il bocciolo di rosa in veneziano. Alla base della ricorrenza una leggenda popolare, quella di Tancredi e Maria, figlia del doge, un amore segnato dal sacrificio. Il bocciolo, macchiato dal sangue del giovane guerriero morto in battaglia e consegnato poi all'amata, divenne simbolo di un legame eterno, tramandato nei secoli, come ci racconta Franco, fiorista di terza generazione a Mestre. C'era questo ragazzo di Ventura che è andato a fare le sue avventure, non quelle avventure che diciamo noi, ma quelle avventure di guerra, ecco, diciamo così. E questa rosa qui, che si è portato questa rosa a casa a questa ragazza che lei si punta questa rosa, quindi ovviamente nasce sempre quel principio di sangue che quindi si va a ricordare questa storia. Oggi quel gesto conserva un forte valore simbolico, il bocciolo ancora chiuso rappresenta una promessa, un sentimento che cresce nel tempo. Si regala un bocciolo di rosa rossa, a un'amica, all'amante, alla moglie o anche, come faccio io, alla prima che incontro. Venezia celebra così non solo l'amore ma anche la propria storia e identità. Essendo del settore però
sta scemando un momentino, sta scemando come tutte le tradizioni. Credo che siano belle le tradizioni, almeno credo io siano belle, perché vanno a rimembrare un qualcosa che c'è stato, senza andare poi a scavare chissà cosa. Ma le tradizioni sì, dai, fanno anche divertire alla fine, fanno anche divertire. Il mondo è cambiato, ovviamente è cambiato tutto, non in meglio purtroppo. Non sta cambiando in meglio, quello è guai. Quindi magari ne approfittiamo di queste semplici tradizioni. E adesso invece cambiamo decisamente pagina. Abbiamo parlato a lungo in questi giorni di migranti e di integrazione, anche con le manifestazioni che ci sono state di protesta a Treviso, giovani stranieri che hanno dormito sotto i portici, eccetera. Allora, mentre con l'arrivo della bella stagione, naturalmente gli ingressi sia dai Balcani che dal Mediterraneo stanno riprendendo, arriva in Veneto e da Chioggia in particolare, da un'azienda agricola, un esempio di integrazione e di governo dei flussi di ingresso di questi lavoratori tramite corridoi per l'agricoltura. Ho fatto anche prigione per diverse settimane, quando sono scappati dal prigione, dopo ho riuscito a scappare e di prendere la barca sono venuto qua. Una storia travagliata, quella di Ibrahim, partito dall'Africa in cerca di una vita migliore. Sono venuto con la barca, attraversato da Algeria e Libia e venuto in Italia. Ho avuto tanta difficoltà alla strada, non avevo immaginato di venire in Italia. Non sapeva della violenza, delle torture che avrebbe subito e dalle quali è scappato approfittando del sonno del carceriere. Poi l'approdo in Italia. Sono arrivato a Sicilia, ho fatto 3 giorni di là e dopo mi hanno trasferito a Ancona. Mesi nel centro di accoglienza fino a quando un'azienda di Chioggia, in cerca di lavoratori, dopo aver tentato anche con la Caritas locale di assumere gente del posto, ha deciso di puntare proprio sugli immigrati. Abbiamo chiesto aiuto alla CIA e poi tramite altre associazioni tipo Chioggia Accoglie e tipo il progetto Nave di Venezia abbiamo fatto un progetto iniziale. Praticamente ci hanno portato qua dei ragazzi, 19 ragazzi all'inizio erano, 3 del Bangladesh e il resto erano ragazzi africani, tutti richiedenti asilo. Abbiamo fatto questo progetto di integrazione, abbiamo fatto 2 settimane di contratto per fare provare queste persone insomma il nostro lavoro. Alla fine delle 2 settimane li abbiamo assunti definitivamente tutti. Azienda che oltre a far crescere professionalmente gli immigrati li ha guidati nell'inserimento sociale. Abbiamo dato una mano a trovare degli appartamenti, abbiamo preso noi degli appartamenti in affitto anche se non è facile e poi col passare del tempo adesso gli ultimi ci sono comprati anche la macchina, quindi abbiamo dato una mano a trovare la macchina e a pagare l'assicurazione, insomma un po' li abbiamo seguiti parecchio. Migranti che ora sono integrati e fidelizzati all'azienda, garantendo produzione di qualità. Un esempio che però si è evoluto ulteriormente con l'arrivo di nuovi lavoratori, senza passare però per l'inferno libico, come è successo a Silman, fratello di Ibrahim Kamara. È arrivato un aereo che ha fatto l'atterraggio a Bologna, da Casablanca a Bologna. Quindi come è arrivato aereo lui non credeva, anche quando lui ha chiamato la mamma ha detto che non può essere vero. E così solo qualche ore che venire così. Invece che Ibrahim ha passato tutti quasi 7-8 mesi su, per quello ha piaciuto tanto. Un arrivo possibile grazie ai corridoi legati all'agricoltura. Semplicemente utilizzando in maniera corretta i vari decreti flussi che sono succeduti negli anni e quindi utilizzando la normativa vigente nella maniera come va fatta. Questa è un'esperienza estremamente emozionante e che insegna che se si vuole si può, un imprenditore può far business e può impiegare in maniera corretta anche figure che oggi spesso sono sotto l'occhio del ciclone per ragionamenti insomma, un po' particolari, un po' strani. Qui abbiamo l'esempio di ragazzi che si sono integrati, lavorano, pagano le tasse, vivono e possono avere un futuro.
E come abbiamo visto, dopo oltre 80 anni dalla liberazione e dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, sono di fatto scomparsi i protagonisti di quell'epoca, nomi come Renato Sartor, ma abbiamo sentito nominare anche Tina Anselmi o Bruno Martone. Oggi ai più giovani dicono magari poco, mentre per decenni hanno testimoniato ogni anno che passava in questi giorni d'aprile quanto sia devastante ogni conflitto bellico, come ci ricorda questo servizio tratto da un nostro telegiornale del 25 aprile del 1987. Un po' dappertutto oggi in provincia di Treviso si è celebrato il 42esimo anniversario della liberazione. Queste immagini si riferiscono alla cerimonia di Conegliano, cui hanno preso parte il vice sindaco Tito Lunardelli e gli onorevoli Tina Anselmi e Renato Donazzoni. Dopo l'ammassamento in piazza Cima, il corteo è sfilato lungo via 20 settembre, Marconi, corso Vittorio Emanuele, Mazzini, sino a giungere in piazza 4 novembre. Qui Lunardelli ha deposto una corona d'alloro al monumento ai caduti, mentre la banda Città di Conegliano ha accompagnato la breve cerimonia con intonazioni ed inni patriottici. Il corteo si è poi trasferito al Monumento alla Resistenza, dove è stata celebrata una messa al campo e Tina Anselmi ha tenuto la commemorazione ufficiale. Da Conegliano a Treviso, qui in città, la cerimonia è stata composta, estremamente sobria ma solenne. Il ritrovo iniziale è stato fissato a Quinto con l'omaggio al cippo dei partigiani caduti. Poi, al cimitero comunale maggiore, sono state depositate corone d'alloro al mausoleo dei partigiani. Dopo la messa celebrata a San Nicolò, il corteo si è diretto al monumento dei caduti di Piazza della Vittoria e alle lapidi dei partigiani ed internati caduti in Piazza Indipendenza. Presenti a questa cerimonia il sindaco di Treviso Mazzarolli, il viceprefetto, il vicepresidente della provincia, il generale Assenza e Domenico Sartor, già viceprefetto della Liberazione, a cui è stato affidato il compito di commemorare ufficialmente la cerimonia. La celebrazione più significativa però per quanto riguarda il 42esimo anniversario della liberazione in provincia di Treviso si è svolta a Mogliano Veneto. Il Comune, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e l'Associazione Volontari della Libertà, ha inaugurato stamane un monumento al partigiano Ignazio Vian, medaglia d'oro al valor militare alla memoria e ai caduti per la patria. Ignazio Vian, moglianese d'origine, giovane ufficiale dell'esercito italiano, ha combattuto da partigiano sul fronte della resistenza organizzata in Piemonte, in particolare nel comune di Boves. Il 19 settembre del 1943, proprio in questa località piemontese, combatterono eroicamente 2000 soldati partigiani, molti dei quali furono uccisi. Vian cadde in mano al nemico per una soffiata. Dopo aver sopportato le più atroci torture, pur di non tradire i compagni di lotta, fu impiccato senza processo dai tedeschi il 22 luglio del 1944 in corso Vinzaglio a Torino. Mogliano Veneto ha voluto così ricordare il valoroso concittadino con questa stela in ferro, opera dello scultore Tony Benetton, appoggiata su un cubo di marmo alla base e che si lancia maestosa a fasce contorte sino a divenire svettanti in cielo. Anche a questa celebrazione molte le autorità presenti. Da Mestre sono giunti i 3 fratelli di Vian, Tony, Cesco e Beppi, poi il sindaco di Mogliano, Corrado Tegon, il prefetto di Treviso, Corrado Scivoletto, l'assessore alla cultura della provincia di Treviso, Giuseppe Martoni, il presidente nazionale dell'Associazione Volontari della Libertà, senatore Taviani, Ferrari Agradi, ed il presidente provinciale dell'ANPI, Giacomo Murgia. In chiusura, prima di salutarci, lo sport, perché oggi poteva essere la giornata del ritorno in Serie A per il Venezia, festa rinviata, ma per il Venezia manca davvero poco, 3 punti al ritorno in Serie A. I lagunari hanno battuto 2-0 l'Empoli e hanno staccato nuovamente Monza e Frosinone, con cui hanno anche una migliore classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti. 2 le occasioni per completare il campionato, condotto quasi sempre in vetta, la trasferta di La Spezia, che è fanalino di coda, la gara casalinga col Palermo, con l'Empoli 16ª vittoria in 18 match casalinghi, un numero davvero impressionante, e allo stadio Penzo, lo vedete, c'era davvero il pubblico delle grandi occasioni, un sold out che in Serie B non si vedeva da quasi 30 anni. È davvero tutto per questa sera, a me non rimane che salutarvi, augurarvi un buon sabato sera, lasciarvi alle previsioni del tempo e anche una buona domenica. Arrivederci.